Ed eccoci qui per un nuovo vlog. Allora, questa mattina stavo girando su internet per le ferie di agosto e dove volevo andarci mi hanno segnato come disponibilità di prenotazione limitata. Allora ho pensato, aspetta che faccio un giro in agenzia e che chieda se è meglio che già prenoti, visto che mi è risultato così limitata. E lui mi ha detto che guardando sulle prenotazioni che aveva lui gli dava libero, gli dava che c'è disponibilità, per cui per togliermi ogni dubbio ho preferito prenotare, così ho prenotato gli 8 giorni al mare in Puglia. Adesso vi faccio vedere dove. E oltre al mare in Puglia ho prenotato anche per Pasqua, sempre se vanno, perché ho prenotato solo che 2 giorni, praticamente la domenica e il lunedì. Questi sarebbero i 2 giorni che ho prenotato, anche perché di 3 giorni facevano o cose che ho già fatto oppure Firenze o Torino, ma girare 3 giorni sulle città non mi andava, perché inizia la primavera, si ha voglia di stare più in mezzo alla natura, il verde. Allora ho scelto una cosa in cui si sta più in mezzo il verde per quanto riguarda Pasqua, sempre se rimane tutto confermato, perché poi ho pensato che durante la primavera loro fanno gite da un giorno, perché li fanno anche adesso, ma non mi interessa perché fanno carnevale, le sciapolate e sono cose che io non faccio. E però se in primavera fanno qualcosa di interessante di un giorno, posso aggiungerci queste gittine da un giorno. Allora vi faccio vedere il mare e poi Pasqua. Allora, il mare l'ho prenotato qui a Torre Canne di Fasano, anche perché c'erano queste 2 possibilità come settimana di agosto, solamente che su questa fanno le stesse escursioni che ho fatto l'anno scorso e non mi interessava fare le stesse escursioni, mentre di qua fanno escursioni diverse, una sempre di mezza giornata, una a Ostuni e una a Alberobello, più degustazioni in frantoio, e questa mi ha più ispirato di fare ad agosto. Poi per quanto riguarda Pasqua avrei scelto questa qui, tulipani in fiore. Praticamente la fanno o i giorni di Pasqua oppure il 25 e il 26. Io ho scelto i 2 giorni di Pasqua e si rimane in programma. Fanno queste che si va a vedere anche un castello, un parco, ci sono prodotti tipici del Piemonte, e ho deciso di fare questa perché ero indecisa tra queste oppure, adesso non so se vi ritrovo le pagine, che mi ero anche segnata degli altri, ecco questa qui, perché pure c'era Torino che sono di 3 giorni, però si visita la città, il museo, e poi un'altra di interessante era Firenze, che si visitava la galleria degli Uffizi oltre che la città. Però, come vi ho spiegato prima, per il discorso di stare più in mezzo alla natura, per il momento ho scelto questa di tulipani. Se eventualmente salta farò un pensierino o per Firenze o per Torino. Per questa sera mi preparo una pasta con questo sugo. Beh, qui ci ho messo lo scalogno, ma neanche, non si vede neanche più che è, forse qui un pezzettino si può notare. Ho tagliato il salmone e con il pomodoro lo porto un po' a cottura. E questa è la pasta che avevo intenzione di fare. Questa qui è di vogliello, anche perché non è che, cioè, la devo ancora capire, ma di base, di prima impressione non è che mi piaccia molto, preferisco la de cecco, però visto che ce l'ho la devo utilizzare. Volevo fare un giro da risparmio casa, che ho giusto 3 cose da prendere. È chiuso praticamente, cioè le luci sono accese, ma sull'entrata hanno messo un cartello che per oggi il negozio rimane chiuso per inventario. Prima di passare da risparmio casa sono passata in edicola e ho preso Cucina Facile e Carnevale. Ci do sempre un'occhiata, poi ultimamente non faccio niente di particolare. Sapete cosa ho deciso di fare? Provo ad andare a Montebello, perché adesso sono a Castelfranco perché il risparmio casa è qui. Però provo ad andare a Montebelluna al Tigotà
e vediamo se lì è aperto e prendo lì le tre cose, anche perché sono incuriosita. Non so se voi avete visto girare su Instagram quelle foto di rossetti nude della L'Oreal, non so se arrivino qui in Italia, però come colorazioni mi sono sembrate molto carine. Così, visto che vado al Tigotà, ho la possibilità di dare un'occhiata al stand della L'Oreal se ci sono questi rossetti, però ho i miei dubbi che ci siano. Della serie, ho tre cose da prendere, poi spendi 60 euro. Beh, i rossetti non li ho trovati, però ho trovato prodotti in offerta con la Fidelity Card. C'erano degli sconti su prodotti che di solito utilizzo, per cui ho deciso di prenderli. Di conseguenza ho preso più cose, poi ve lo faccio vedere perché sono uscita con la borsa piena. Ed eccoci qui con la spesa che ho fatto da Tigotà. Allora, adesso se me ne ricordo vi dico quello che era in offerta e quello no. Questo non era in offerta e l'ho preso perché ho pensato, visto che sono le confezioni piccole, ma sì, le butto dentro sul carrello. Il Calgon era un prodotto che sui tre prodotti che dovevo prendere. Lo spazzettone, anche questo qui era compreso nei tre prodotti che dovevo prendere. Questo è stato un regalo che non so neanche, è un ammorbidente concentrato. Questo è stato un regalo quando sono arrivata alla cassa, non so se sia per il totale che ho speso o per chissà che, comunque questo mi è stato omaggiato da Tigotà. Queste le ho prese visto che le ho viste, ho pensato sì, adesso prendo anche le spugnette. Il profumo da VC mi serviva e mi mancava e allora l'ho preso. I guanti per lavare i piatti a mano mi servivano e li ho presi. E il dentifricio, questo mi serviva e c'era in offerta, non questo che ho preso io, un altro tipo che adesso non mi ricordo più se fosse solo sbiancante, quello che c'è scritto 3D white, quello era in offerta, questo no, ma ho preferito questo qui perché c'è scritto pulizia profonda. Il Calgon liquido non era in offerta, ma l'ho preso lo stesso. Tesori d'Oriente, in offerta l'ammorbidente Tesori d'Oriente, per cui ho preso questo e anche queste due confezioni di Tesori d'Oriente, cioè ne ho di scorta uno o due, però visto che era in offerta ho deciso di prenderlo. Un altro prodotto in offerta era il Perlana e anche questo qui l'ho preso. Poi un altro prodotto in offerta era questa linea di Spick e Span piatti. Ce n'erano varie profumazioni, io ho scelto limone e menta. Fazzoletti di carta non erano in offerta, li ho presi perché vanno sempre utilizzati. Qui, oddio, ho distrutto la confezione, questa è una confezione di Salva Slip e l'ho letteralmente distrutta. Bene così. Poi ho preso il Stura Lavandini che va sempre bene. Questo smalto mi ha incuriosito, adesso non so se me lo metto o cosa, l'ho pagato sui 9 euro e mi ha incuriosito la colorazione perché l'ho vista anche abbastanza coprente, perché ce n'era uno più chiaro che era un rosina più nude, più tranquillo, però era troppo trasparente che dovevo farci, se volevo avere un po' di coprenza dovevo farci troppe passate, per cui ho preso questo qui che è il numero 493. Poi sempre in offerta, e ne ho presi due, c'erano queste soft lavatrici e per cui ne ho prese due confezioni. Poi di qua ho preso il finish brillantante piatti e questa confezione qui era l'ultima e anche questa qui era in offerta e per cui ho deciso di prenderla. Ecco qui la mia spesuccia che ho fatto da Tigotà, un po' più del previsto, ma visto che i prodotti erano anche in offerta, li teniamo come scorta. Come trucco oggi ho usato la Natasha Denona, la Metropolis, che non mi ha fatto qui la riga, sono 2 ore e 3 che sono truccata, non mi ha fatto qui la riga come mi è successo.
però qui di lato la colorazione scura che ho messo mi è data anche un po' via. Come rossetto invece ho utilizzato Misfit di Kat Von D. Sono questi, cioè c'è la taglia grande, ma io ho questo piccolino che avevo l'anno scorso, non mi ricordo quando, avevo fatto quei kit che ci sono dentro i mini rossetti. Io di solito li prendo e questo qui è quello che ho addosso oggi, questa mattina. Bene, adesso mi strucco e pensiamo di cosa preparare per mezzogiorno. Pensavo di fare un riso in bianco a mezzogiorno e questa sera di cucinare un po' di radicchio tardivo, visto che ne ho abbastanza nella ciotolina e al giovedì di solito vado a prenderlo fresco. Oggi siamo martedì, allora sto quasi pensando questa sera di fare un po' di carne e di cucinare questo radicchio in modo di liberarmene un po'. Adesso che volevo struccarmi mi è venuta in mente un'altra cosa da dirvi. Questi sono i dischetti che ho trovato nella beauty box di gennaio di Look Fantastic e vi devo dire che non mi stanno molto piacendo. Vi spiego il perché. Questi sono quelli presi da Sephora. Vedete che qui c'è una cucitura che tiene fermo i due lati del dischetto. Questa non hanno cuciture, vedete che si muovono così e quando se lo usa sul viso fa questa fine, praticamente non rimane bello appiattito così. Ieri l'ho utilizzato e mi si è tutto ammucchiato in questa maniera e sinceramente diventa scomodo da usare. Per quanto riguarda lo struccaggio con le acque micellari, sto utilizzando questa di Polar e questa di Lumene. Le ho prese entrambe da Look Fantastic e ho voluto aprirle entrambe per un attimo rendermi conto come sono, perché la curiosità era tanta. Ma come prima impressione, questa non mi dà fastidio agli occhi, questa un po' mi brucia gli occhi, perché io di solito butto l'acqua micellare qui, toglio il trucco, ma poi mi passo un attimo il viso con l'acqua corrente e mi brucia un po' gli occhi questo qui, mentre questo non l'ho sentito. Poi questo mi dà l'impressione che passandolo con l'acqua sia leggera, proprio la cosa leggera leggera, un effetto quasi di schiumetta, mentre questo è più, cioè se dovessi riprenderli ora come ora riprenderei questo e questo no. Il riso in bianco pronto, ci ho messo un po' di grana e un po' di burro, mentre di qua, se si ha ancora fame, tiro fuori il tramezzino, questo qui con il tonno e olive, e qui c'è del formaggio. Oggi pomeriggio ero partita con l'idea, vado dall'estetista, chiedo l'appuntamento per colorare le sopracciglia, che c'è qualche peletto bianco, e poi vado a fare eventualmente una passeggiata. Però sono andata dall'estetista alle 3:15, mi ha detto guarda che alle 4 ho posto o anche alle 4:30 per fare le ciglia, altrimenti giovedì. Allora gli ho detto, ci ho un attimo pensato, poi gli ho detto sì, va bene, alle 4 passo, per cui adesso fra 10 minuti entro e me le fa subito. Però il fatto è che oggi mi ero un po' truccata sul pesantuccio, adesso vediamo se mi toglie qualcosa o cosa fa per colorarmi le sopracciglia, perché gli ho detto sia colorarle che sistemarle un po' se eventualmente c'è qualche pelo da mettere a posto. Poi sulle labbra, sugli occhi ho messo colorazioni della Metropolis di Natasha Denona, mentre sulle labbra questo rossettino di Huda Beauty, che è il Girl Trips, questo qui, che è questo rosina chiaretto. Non è, cioè è un colore, sì lo porto, aspettate che sì lo porto, però non è che, cioè, sapete quei colori, sì, li metti un giorno, due, poi dici no, è meglio cambiare. Ha quel colore rosino, sì, mi piace, però è un nì, diciamo, come colorazione.
ed ecco le sopracciglia fatte, a parte gli occhi, l'ombretto qui sulla palpebra mobile che non l'ha toccato, però qui mi ha struccato, il viso me l'ha struccato perché prima di farmi le ciglia, visto che hanno una ragazzina che sta imparando il mestiere, va anche a scuola ma fa anche le sue ore di lavoro, mi ha un attimo massaggiato il viso, così mi sono presa anche un massaggino al viso, che non è niente male. Comunque questo è il risultato delle mie sopracciglia appena fatte. Beh, da prima adesso si vede che ho fatto qualcosa. Ed ecco la cena in preparazione. Questa è la salamella che ha dentro la pasta della salsiccia, solamente che è fatta così a rotolino e te ne danno quanto rotolino ne vuoi perché è lunga tutta intera. Mentre di qua ho preparato tagliati il radicchio per vivo, che quando questa è quasi cotta, questi ce li aggiungo e in 10 minuti sono cotti. Ed ecco il piatto pronto. Non ci ho aggiunto né sale né pepe perché, visto che la salamella è già salata e pepata di suo, pensavo che con il radicchio di bilanciare un po' il discorso gusto. Comunque per il momento ho preparato così. E oggi pomeriggio sono qui a Montebelluna per fare un girettino, una passeggiatina diciamo. Sulle labbra mi è arrivato questa mattina il pacco Cold Cospettate Dirty 30 di Huda Beauty. Vi dico che questo rossetto lo volevo, però o lo trovavo sold out sul sito o in negozio anche lì era sold out. E visto che l'altro giorno ho visto che c'era, ho preso questo e altri 3 rossettini che vi farò vedere nei video acquisti. Ho preso 3 rossettini di Kat Von D che domenica Sephora aveva fatto per 3 giorni il 20%, non su tutto, ma sui soliti brand su cui di solito fa il 20%, visto che Kat Von D è dentro il 20%, mi sono presa altri 3 rossettini di Kat Von D, di cui 2 li ho già preparati presi per la primavera-estate, che sono quei colori fucsia che in negozio mi segnava che non c'erano. Poi ho preso un colore più nude, più naturale, comunque ve li farò vedere in seguito. Comunque questo qui, Dirty 30, veramente lo volevo e adesso sono riuscita ad averlo. Passeggiatina ho fatto 3500 passi, un po' pochini però dai, un po' mi sono mossa anche perché fa un po' freddino, sono 6 gradi. E poi, come avete visto dalle clip, ho fatto pausa caffè al Caffè Toon e il rossetto non l'ho rimesso. Questo è quello che mi rimane dopo aver pappato quelle cose che avete visto. Al Caffè Toon ho speso per il cuore bianco, che sarebbe stato il dolcetto con un po' di panna, 4,50 €, per il macchiatone 1,30 €. Poi ho scoperto che facevano anche un caffè espresso con crema gianduia e crema pistacchio, per cui la prossima volta prenderò quello. E poi ho scoperto che volendo fanno anche pranzi a mezzogiorno, pranzi veloci, sono scritti, fanno l'insalatone, un po' di hamburger, che forse sono più buoni di quelli del McDonald's, Kinder Burger, quelle cose lì, forse le fanno un po' più carini, un po' più buoni, ma... Ieri sera, dopo essere tornata dal giretto, mi sono messa a fare questa crostatina perché avevo aperto la marmellata di arance amare, quella che avevo preso ancora in Abruzzo, e l'avevo assaggiata, ma poi non sapevo più come utilizzarla, per cui ho pensato di fare una crostata e l'ho fatta molto velocemente, non ho neanche guardato nessuna ricetta. Praticamente sono quelle torte che butto le dosi in base all'esperienza che ho di fare dolci. E praticamente qui ci ho messo 60 grammi di zucchero, un uovo, il burro ne ho tagliato un pezzettino più o meno così, di un quadrettino da 250 grammi, però non l'ho pesato, e poi ci ho aggiunto un pizzico di sale sui 100
e 10, qualcosa del genere di farina. Comunque ho fatto tutto ad hoc, pesando sì certi prodotti, però non ho seguito una vera e propria ricetta, e questo è il risultato. Vi devo dire però che non è uscita niente male. Poi l'ho messa in forno subito a 160 gradi, poi ho un attimo aumentato a 170 perché mi sembrava che stesse molto per iniziare a rosolare un po', e questo è il risultato. L'ho tenuta in forno circa 20 minuti il primo giro, poi ci ho aggiunto altri 15 minuti, per cui 20 più 15 minuti. E questo qui è il risultato. E per questa mattina il giro finito. Allora sono passata al mercato agricolo, poi sono passata in agenzia, mi vedo un pelucco, no, non c'è. Sono passata poi in agenzia convinta di dare il saldo per i 2 viaggi che ho prenotato, ma mi ha detto passa oggi pomeriggio o nel tardo mattinata, ma era troppo tardi, dopo le 11, per cui oggi pomeriggio, perché il ragazzo che mi ha seguito nel fare i contratti non c'è, per cui lì ci devo andare, ci devo ripassare. Poi sono passata dall'ortofrutta e a prendere il pesce, poi vi faccio vedere tutto. E qui sulle labbra questa mattina ci ho messo questo rossettino qui, che sono i rossettini di questo Bobbi Brown, questo marchio qui, che è un marchio che io ho preso scontato perché è rivenduto anche da Pinalli. Questa sarebbe la colorazione del rossetto che ho su, che adesso, se riesco a chiuderla, mi ho fatto un po' ballare, che è il colore Neutral Rose. Sono della linea Luxor Lip Color, però sono quelle un po' lucidine, perché ne ho presi 2 di questi rossetti. Li ho presi dal sito di Luca Fantastic perché costavano meno. Sul sito di Pinalli questi rossetti costano 33 euro. Io sul sito invece di Luca Fantastic li ho pagati 25 euro, per cui, visto che volevo provare questo marchio, perché ho visto che di questo marchio ci sono anche delle creme che sono alquanto considerate buone, però non mi fido molto perché di creme ne ho cambiate tante e vedo che con le creme della Kiehl's non mi escono cose strane in faccia, per cui sono un po' ferma su quelle della Kiehl's. Comunque questi 2 rossetti, vi devo dire che questo qui lucidino mi piace di più come texture, come mi sta sulle labbra. Quello più opaco, che sarebbe un classico rossetto opaco in stick, l'ho provato, sono primissime impressioni, l'ho provato una volta e all'interno qui delle labbra mi ha fatto quella patina che fanno quasi tutti i rossetti, però era un po' troppo eccessiva, diciamo, e mi ha dato un po' di fastidio. Mentre questo qui, anche questo qui sì, sembrerebbe un po', ma quasi non si nota, che è quello che mi piace a me. Non so mangiandoci sopra cosa mi rimane, però vi devo dire che tra gli opachi e questi lucidini, come che mi stanno sulle labbra, questi lucidini come prima impressione mi stanno più piacendo. Ok, adesso parto e poi quando arrivo vi faccio vedere cosa ho preso delle varie spesucce. Ed eccoci qui con le spese fatte questa mattina. Partiamo col mercato agricolo. Ho preso il broccolo fiolaro, una scatoletta di cavoletti di Bruxelles, il radicchio tardivo, e di qua ho preso 2 confezioni, c'è anche un banchetto che vende formaggio, per cui ho preso anche del formaggio. Uno è una cacciotta stagionata e l'altro si chiama Prai Alti, qualcosa del genere, comunque tipo un mezzano dolce. Di qua invece dall'ortofrutta ho preso i bagigi, questi piccoli, le arance navel e una confezione di funghi champignon, che basta solo che li metta in pentola perché sono già tagliati con i loro prezzemoli. Per finire sono passata dal pescivendolo.
come al solito io prendo prodotti di gastronomia già cotti, solamente che questa volta, cioè adesso io non so se questi prodotti valgono il prezzo che ho speso, comunque di questi prodotti che vedete ho speso 47 euro, praticamente ho preso una porzione di pasticcio, ecco cosa mi ha detto, che questo dovrebbe essere con i gamberetti, zucchine e un altro pesce che adesso non mi ricordo. Questo invece è un pasticcio con il baccalà, questo è baccalà mantecato, questa è una porzione abbondante di sugo per 2 persone all'astice e questa qui è una confezione di mazzancolle in saor. Praticamente questa che vedete è tutta la mia spesuccia di questa mattina. Ed ecco qui il giretto del pomeriggio, sono riuscita ad andare in agenzia, ho portato gli acconti, recuperato le carte e lì è a posto, finché non si avvicina un mese prima delle partenze di quello non devo preoccuparmi, anche se ho pensato, adesso qua arriva il catalogo primaverile, se fanno come l'anno scorso dei giretti di domenica, di vedere cosa fanno in primavera. Sulle labbra ho tirato fuori un rossettino di Kat Von D, questo qui si chiama Mother e questa sarebbe la colorazione. Vi dico che dal sito era più malva, ormai l'ho preso e lo utilizzo perché come colorazione mi piace, però dal sito alla realtà è qualcosa di diverso, perché dal sito sembrava più malva mentre è più, sì, forse avrà del malva, ma molto distante, però anche da portarlo d'estate questa colorazione non la vedo molto adatta. Se poi fa il caldo dell'anno scorso che mi mettevo solamente che il mascara, il rossetto e non riuscivo a mettermi nient'altro, ancora meglio, per cui questa è la colorazione. Adesso vado a farmi la lampada e poi per oggi il giretto è finito. Sono appena tornata dal mio giretto, oggi sono uscita così, a parte la base, il blush, un po' di contouring, il primer occhi, il mascara e sulle labbra ho messo Under Age Red di Kat Von D. Prima di farvi vedere le micro acquisti che ho fatto, praticamente ho speso 10 euro da una parte e 10 euro da un'altra parte, questa è la spesa di questo pomeriggio. Volevo dirvi le ultime novità sul marchio Kat Von D. Non so se seguite Sherry Pandemonio Carlotta su Instagram, ha detto che Kat Von D ha venduto il marchio a Kendo, qualcosa del genere, che praticamente adesso il marchio Beauty rimane in commercio, rimane sempre un marchio vegano, però non si chiamerà più Kat Von D, ma si chiamerà KVD Beauty. Questo sarà, e poi ci saranno dei cambiamenti sul pack, hanno anche detto, per cui vedremo cosa succederà nei prossimi arrivi di questo marchio. Io adesso passo a farvi vedere cosa ho preso. Allora, di qua ho preso, questi sono i primi 10 euro, 2 etti di prosciutto cotto, casatella, 6 uova e una confezione di burro. Gli altri 10 euro li ho presi di qua, ho preso 10 frittelle di queste veneziane e 2 ravioli con all'interno l'albicocca. Questa è la spesucce che ho fatto questa sera, questo pomeriggio. Sono qui che mi sto facendo una maschera viso, sto utilizzando le maschere viso dell'Occitane, quelle in crema, e hanno un profumo veramente buono. Vi faccio vedere cosa ho utilizzato questa sera. Allora, prima mi sono fatta lo scrub con questo scrub che ha il profumo di mandarino, sa proprio da mandarino, diciamo, e adoro veramente questo profumo. Poi la maschera che ho su è questa qui, ma ha un profumo di frutti di bosco veramente buona e dovrebbe essere una maschera illuminante, va tenuta su, io la tengo su sui 10 minuti, comunque poi non so se ci siano altri tempi di posa. E questi due sono i due prodotti che sto utilizzando questa sera e vi devo dire che non sono niente male.
Oggi domenica, allora mi sto quasi, è un po' prestino, ma diciamo quasi, preparando per prepararmi per uscire. Allora oggi andremo a Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso, comunque verso Belluno, Treviso, e cioè penso che sia in provincia di Treviso, però è in su, più verso Belluno, diciamo, non è vicino proprio a Treviso. E che c'è una manifestazione, c'è un stand gastronomico aperto sia a mezzogiorno e a sera, però non so cosa facciano per pranzo, perché è scritto su internet che per cena fanno trippa grigliata mista e crostoli. Però per pranzo è scritto solo apertura dello stand alle ore 12 e non c'è scritto nient'altro. Poi però alle 14:30 dovrebbero fare anche i carri mascherati, però non so perché gliel'ho chiesto stamattina a Davide, ma rimaniamo che per i carri mi ha detto boh, non so, vediamo. Anche perché se siamo lì a mezzogiorno, cioè per mangiare metti che all'una e mezza abbiamo finito, poi vediamo se abbiamo voglia di aspettare quell'ora che arrivino questi carri. Comunque eventualmente vi faccio qualche clip dei carri se rimango, se no vedrete solo che il cibo. Come palette ho tirato fuori questa qui, la Natural e di Too Faced. Questa qui è da un pezzo che l'avevo presa, però non l'avevo mai usata, e visto che in teoria ho visto delle foto ancora un mese fa che verso febbraio dovrebbe uscire, dico dovrebbe, uscire una nuova palette nude di Too Faced, non so se arrivi qui in Italia o cosa, allora ho deciso di tirarla fuori e di provarla e in seguito fare anche la recensione di questa, anche perché ho visto che sul sito è ancora disponibile. Io l'avevo presa in negozio, per cui la si può trovare benissimo anche in negozio. Ok, adesso vediamo che altro make up mi tiro fuori perché volevo cioè adesso sto utilizzando il contouring di Mulac e stavo quasi pensando di ritirare fuori il contouring di Kat Von D, perché non mi manca molto per finire le cialde con quello di Kat Von D. L'avevo un po' messa da parte perché visto che le cialde ero arrivata a vedere il fondo, mi scocciava a finirla completamente visto che avevo dell'altro di nuovo. Allora avevo pensato invece di finirla completamente, di tirare fuori qualcosa di nuovo e di fare i buchi anche su qualcos'altro. Però stamattina mi è venuta l'ispirazione di ritirarla fuori, quasi quasi di finire quella del contouring di Kat Von D ed eventualmente prepararmi a prenderla nuova, anche per vedere se con il cambio del marchio i prodotti sono gli stessi. Potrebbe essere un'idea. Boh, adesso vediamo cosa combino.
fatto anche questo giro. Come avete visto ci sono delle clip dei carri, però non lascio la loro musica perché sapete che col copyright non si può. Ci cambio la musica sotto, ma giusto vedete che tipo di carri che ho visto. Ce ne sono stati 10. Il cibo era anche buono, ho mangiato un po' troppo. Il trucco, questo è il trucco di 8 ore con la Natural Ace di Too Faced. I miei capelli dopo ore di berretto, perché a parte quell'ora che si è mangiato, il resto l'ho sempre portato perché eravamo fuori. Ok, io adesso vi saluto per questo vlog e ci vediamo la prossima volta. Ciao!